Ben ritrovati dalla redazione. La Regione riconosce nelle cooperative un pilastro fondamentale dell'economia del territorio ed è grata per il lavoro che Ideal Service svolge a servizio della comunità, proseguendo con un'anima profonda una mission che va oltre il mero valore economico. I valori che questa organizzazione promuove devono fungere da traino per superare quello che probabilmente è il momento più complesso nella storia del sistema sanitario. Di fronte alle necessità di un'alleanza solida tra pubblico e privato, la cooperazione può e deve porsi come partner privilegiato per garantire risposte ai bisogni di salute delle persone. Lo ha affermato a Martignacco l'assessore regionale alla salute politica e sociale Riccardo Riccardi all'assemblea dei soci di Ideal Service, la società cooperativa multiservizi attiva nel settore dei servizi di facility management e dei servizi ambientali, con sede a Pasian di Prato e presieduta da Marco Riboli. Gli 80 anni di Confartigianato Imprese Udine e Confartigianato Imprese Pordenone rappresentano un traguardo straordinario reso possibile grazie alla capacità di innovare, adattarsi e difendere con tenacia il valore del lavoro artigiano nel tempo. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidiobini, intervenuto a Pordenone al Teatro Verdi alla cerimonia per la doppia ricorrenza delle due associazioni di categoria. Nel corso della serata Bini ha voluto rendere omaggio alla dedizione al ruolo centrale degli oltre 67.000 artigiani del Friuli Venezia Giulia, veri custodi del saper fare, presidio economico e sociale delle comunità locali. Sport basket in un finale reso incredibile dal blackout delle luci che ha fermato per 2 volte la partita nei secondi decisivi, costringendo gli arbitri a sospendere l'incontro per poi riprenderlo. La Pallacanestro Trieste ritrova i suoi tifosi, ma non quella vittoria che avrebbe tenuto aperto il discorso qualificazione, rimandando tutto alla decisiva gara di spareggio. Finisce 88-92 e 3-1 per la Germani, passa Brescia che affronterà Trapani in semifinale per la formazione di Christian, l'amarezza di un finale nel quale è mancata lucidità. Trieste ha avuto la palla per vincere al termine dei regolamentari, si è però sciolta nel supplementare di fronte alla maggiore compattezza avversaria. La società Udinese Calcio è stata venduta. La famiglia Pozzo, proprietaria da tanti anni, l'avrebbe ceduta a investitori stranieri ancora ignoti per una cifra intorno ai 150 milioni di euro. La notizia è stata confermata da ambienti vicini alla società sportiva, tuttavia i vertici di quest'ultima non hanno voluto commentare. Nelle prossime ore sarà svelato il nome del nuovo proprietario, un fondo che avrebbe sede negli Stati Uniti. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche per la giornata. Oggi sulla nostra regione cielo da sereno a poco nuvoloso, su pianura e costa, maggiore nuvolosità dalle ore centrali sulla zona montana per formazione di cumuli, venti di brezza fresco in pianura e sui monti rispetto al periodo. Temperature minime in pianura fra 8 e 10 gradi, le massime fra 20 e 23, sulla costa minime fra 11 e 13, le massime fra 19 e 20 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.